Buonasera, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Siamo all'appuntamento del mercoledì, sono le 21:15, è mercoledì 12 gennaio, anzi 21:16, dunque siamo, in realtà ci sarebbe dovuto essere anche il Marietto, ma questa serata non riesce a raggiungerci, comunque si occuperà della regia. Vi manda ovviamente i suoi saluti. Vi ricordo che trasmettiamo in diretta da 3 canali congiuntamente, dunque i 2 canali YouTube del Marietto Veneziano e della sottoscritta e il gruppo di Facebook. In particolare come questo, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Benissimo. Allora, vi ricordo anche che a proposito di Facebook è necessario per tutti gli utenti che si collegano dalla diretta di Facebook autorizziate StreamYard a pubblicare i vostri commenti. Dunque, prima di entrare nel video della diretta dovrete gentilmente cliccare il link che vedete sopra il riquadro del post. Ciao Elisa. In questo modo riuscirete ad autorizzare StreamYard, il quale pubblicherà poi il vostro nome utente, va bene? Senza questo purtroppo non siamo in grado di rispondervi. Dunque lo ripeto, per chi proviene da Facebook è necessario che prima di tutto autorizzi StreamYard. Come fa ad autorizzare StreamYard a pubblicare i commenti? Dovrà, prima di entrare nella diretta, dove c'è il post, la finestra con l'immagine della diretta, in alto, dunque il post pubblicato sul gruppo, presenta un link scritto in azzurro, troverete la scritta streamyard.com/facebook, cliccate lì, si apre una successiva seconda pagina e molto rapidamente darete l'autorizzazione cliccando su quella striscia, quel click insomma azzurro. Una volta che avrete autorizzato non sarà più necessario farlo le volte successive, dunque è una per tutte o una tantum. Ecco qua, ciao Laura. Bene, come vedete Laura viene da Facebook, ha autorizzato StreamYard, dunque riusciamo a capire e a vedere chi è. Bene, allora ovviamente ricordo che appunto, visto che pubblichiamo su Facebook, ricordo che siamo presenti su più gruppi, i principali, quelli di cui ci occupiamo quotidianamente, sono radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo e i cassi sacerdotali. Dunque per quanti amano queste discipline, vale a dire quelle menzionate dal nome del gruppo, ma anche la Cabala, bene, siete i benvenuti, chiedete pure l'autorizzazione o l'accesso, l'iscrizione insomma al gruppo. Bene, vi ricordo inoltre che per ottenere una risposta dovrete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, formulare la domanda in modo chiaro. Mi raccomando, nome, data di nascita, niente lettere puntate, niente segni zodiacali, non serve, altrimenti diventa un gioco, tanto vale andare a giocare all'otto, così spariamo a caso. Allora ci servono scie energetiche precise, ovviamente per questioni di privacy non vi stiamo a chiedere di mettere il nome e il cognome della persona per la quale ponete la domanda, ma eventualmente se doveste chiedere qualcosa che riguarda un'altra persona, abbiamo bisogno anche del nome e della data di nascita di questa persona. Dunque, ricapitolo: vostro nome, vostra data di nascita, domanda formulata in modo chiaro, niente domande generiche come andrà l'amore nel prossimo periodo, cioè, è troppo generico. Date un'indicazione: sono single, arriva qualcuno, questo facciamo una domanda, cioè un esempio, ok? Date qualche indicazione perché magari avete accanto qualcuno e bisogna poterlo descrivere, o magari avete già accanto a qualcuno ma vi interessa qualcun altro e dunque si vedono poi delle figure che risultano ambigue. Solo buon per voi se siete specifici. Bene, detto questo, vi ricordo cose importanti prima di procedere con le risposte, che oltre Facebook e oltre i nostri canali YouTube, dove troverete un sacco di condivisioni nelle varie playlist,
trovate anche il sito che si chiama ilcapitano.intervista.org. Questo sito è online dal 2015 e come obiettivo il sito si era posto la divulgazione della radionica e dei circuiti e dei quadranti radiestesici e sono raccolti in svariate dispense, tutte accessibili in modo gratuito, dunque potete attingere a queste risorse e farle vostre, comunque utilizzarle, sono lì appunto alla portata di tutti. Ma nel sito c'è anche una sezione shop nella quale troverete i nostri servizi professionali, tra cui questo amuleto talismano cabalistico che oltre ovviamente alle virtù dell'albero sefirotico, porta anche tutta una serie di programmi per la protezione. Dunque è programmato con varie frequenze per proteggere a 360 gradi e inoltre ogni singolo programma che è di vostro interesse può essere aggiunto per aiutarvi nel conseguimento dei vostri scopi o intenti. Dunque, ovviamente in questo caso verranno valutati tramite preferibilmente un consulto privato, mentre invece ovviamente il ciondolo può essere acquistato tranquillamente così com'è da chiunque lo desideri. Vi ricordo che il ciondolo ha un costo di 150 euro e 10 euro per le spese di spedizione, dunque un totale di 160 euro. Ovviamente ci occupiamo anche di ritualistica, anche per la ritualistica che non viene venduta come se fosse, non lo so, una per tutti o a tutte le persone lo stesso rimedio, ma viene studiata sulla persona o sulla persona su cui è necessario intervenire, questo perché ciascuno è più ricettivo secondo alcuni influssi o comunque ogni situazione è a sé stante, dunque viene sempre valutata con una consulenza preliminare, dunque ci si sente, ci si racconta la situazione, la si controlla con tutte le nostre metodologie divinatorie, si guarda anche qual è la procedura più adatta e di conseguenza si sceglie il tempo di intervento, la durata, eccetera, e da questo viene definito il costo. Dunque non chiedete cosa costa un rito perché non dipende certo da cioè come ho detto, non c'è una cosa uguale, non è taglia unica, mettiamola così, ma viene cucito, confezionato su misura. Benissimo, allora vedo che ci sono un bel po' di domande, dunque io direi di cominciare. Ho dato il tempo alle persone di, insomma, raggiungerci, vedo che ci sono anche persone nuove e io non ne abbiano a male le persone che hanno già ottenuto una risposta. Io dico sempre che le dirette ovviamente sono una possibilità che diamo gratuitamente a tutti di attingere e di avere una risposta che è professionale. È chiaro che in privato tra l'altro appunto vi ricordo che sono disponibile per consulti professionali in privato, 20 € 45 minuti, comunque in privato usiamo una metodologia analoga, di conseguenza questo è un assaggio, è un modo per dare un aiuto a ciascuno di voi, ma è anche un modo per farmi conoscere, dunque per chi è abitué del canale chiedo gentilmente, ecco, di fare spazio anche ai nuovi. Allora, benissimo, diciamo che la prima domanda che si vede online è di Fabiana, 20 novembre 2001, se venerdì risulterò negativa al Covid, grazie mille. Ok, vediamo un po'. Per Fabiana. E l'esito, vediamo un pochettino. Non saprei. Il taglio, poi comunque vediamo la stesa, ma il taglio sembra invitare ancora alla prudenza, potrebbe non essere ancora momento. Non so, ma dal taglio ho avuto la sensazione che tu sia in attesa di esito per la guarigione. È possibile che sei risultata positiva e attendi di negativizzarti? Allora, ma sono tutte carte, insomma, come vedi, nella linea del passato
c'è, come dire, ah, grazie Elisa, grazie. Allora qui si vede che, insomma ci sono state delle cose che hanno generato confusione, magari all'inizio non eri sicura, di aver contratto il Covid, è possibile che, in qualche modo, ehm, o che desiderassi prenderlo, che in realtà ti ha colto di sorpresa. Comunque qui si vede che, insomma ha generato un ostacolo non da poco, questo ovviamente nella linea del passato. Oggi guarda che ancora c'è necessità di attendere, probabilmente non sei contentissima di questa situazione, avresti bisogno di parlare oppure di riprendere lo scorrere sereno della tua vita, c'è comunque vedi un controllo, o l'esito non tanto positivo a un controllo. Questo è nella linea del presente, dunque qualcosa, se non è appena avvenuto, è qualcosa di imminente. Dunque c'è ancora un'attesa fiduciosa, in futuro la cosa andrà meglio. Dunque, secondo me, non so se ne farai uno troppo presto e magari risulta ancora positivo o se presto avrai una notizia che non ti piace, ma di fatto la situazione poi cambia, lascia qualche lieve strascico, ma poi migliora. Dunque, c'è però un qualcosa che ha a che fare con il lavoro. Non so se tu, stai lavorando o se non è il lavoro ha a che fare con una persona comunque con cui hai un rapporto di collaborazione, fratellanza o quello che è. Comunque c'è, come dire, una valutazione, sembra una valutazione di interesse, non so dirti perché viene così, non conoscendo la tua vita, ma è possibile che insomma, magari dall'esito dipende qualcosa, o la ripresa del lavoro, eccetera. Magari per questo che sei un po' o degli studi, non so io di cosa ti occupi, però non penso dalle carte che abbiamo qua che la risposta sia che risulti negativa, cioè, sono carte un po' così. Sembrano indicare ancora la necessità di attendere. Okay, Eli, chiedo per favore cosa vedi in amore per me, non sono singola. Allora, okay, già mi hai dato un'indicazione, però è un po' tanto generale come domanda. Vediamo un po', spero di riuscire a darti una risposta che ti dica qualcosa, insomma. Vediamo un po'. Elisa, 30 gennaio del '90. Vediamo in amore. Allora, il taglio parla di un vento di novità, qualche notizia, qualcosa che magari proviene dalla cerchia delle amicizie o da un'amica. Allora, ma qui ops, ecco che qua magari si vede meglio adesso. Qui abbiamo in prima linea, che corrisponde un po' al pregresso, dunque al passato, abbiamo una situazione che, sembra andare avanti da un po', che è legata, vedi, a un ragazzo comunque giovane, non so se magari è un tuo coetaneo o qualcuno leggermente più giovane di te. C'è comunque l'indicazione di un qualcosa di molto solido, anche molto interessante da una prospettiva, diciamo così, anche economica. C'è una situazione vantaggiosa, Ehm, in questo momento vedo comunque che c'è,
probabilmente una valutazione di qualche tipo, o di rendere ufficiale il rapporto, di fare quello scatto in più, vedi che c'è la carta del sacerdote che comunque, ehm, mhmm, può indicare una serie di cose, allora, o che si spinge il rapporto a una struttura più solida, più seria, oppure, e non ultimo, potrebbe anche indicare che è vero che c'è questo ragazzo, ma è vero anche che possibilmente se non so se lavori, non so molto di te, non so niente, solo quello che hai scritto, dunque non so se tu sul posto di lavoro abbia conosciuto o incontrato o stia in qualche modo, interagendo con un uomo più grande, un uomo che sembra essere comunque anche lui accompagnato, perché c'è la donna maritata, oppure potresti essere tu quella che è impegnata, cosa che hai comunque scritto, e avere comunque avvicinato sul posto di lavoro o attraverso questioni lavorative questa persona. C'è una bella attrazione, diciamo così, o se non è un'attrazione per questa persona, come ho detto in principio, potrebbe anche indicare l'occasione di concretizzare qualcosa di più. Ehm, Comunque anche qui, nel prossimo periodo, l'interesse o questo qualcosa diventa anche più giocoso, c'è più partecipazione, ehm, ha comunque a che fare con una personalità, una persona che ha un fascino, ha un carisma, però attenzione perché normalmente l'artista, soprattutto per le questioni sentimentali, potrebbe essere l'indicazione comunque di, un qualcuno, preso da sé o in cerca di conferme. Comunque potrebbe anche semplicemente essere così uno svago, vedi, un qualcosa per mhmm, tanto per distrarsi un po'. Oppure, attenzione, e questo ripeto perché non conoscendo la situazione e la storia, giustamente ti do quelle che possono essere le opzioni, e spetta a te poi capire qual è il messaggio, no, anche in base agli eventi che si manifestano. Comunque c'è un interesse, qualcuno che ti attira soprattutto mentalmente, ma io qui vedo un qualcosa di molto bello, perché casa, fedeltà, gran signore, qui c'è una grande conferma che, avrai nel prossimo periodo. Non si vedono bene le carte perché erano nascoste diciamo così, dal banner con la tua domanda, dunque c'è effettivamente, un qualcosa di importante, una conferma, non so se nell'intenzione magari ehm, di convivere o di costruire qualcosa di più. Questo passaggio potrebbe anche indicare che a seguito di qualche realizzazione lavorativa, magari il superamento di un concorso, oppure qualche progetto che effettivamente ha sviluppo, allora si convola o fa quel passo in più, c'è la aria di casa, ma anche di ufficializzazione. Uhm, Non so con chi si sviluppa qua, però questa cosa ci sarà. Dunque avrai quello che è, come dire, una conferma molto importante in ambito sentimentale. E devo dirti che il Gran Signore, per le questioni sentimentali chiaramente riguarda anche l'uomo giusto, dunque sarà qualcosa che sicuramente, ehm, ti darà grande soddisfazione. Allora, ecco, leggerezza, superbia, conversazione vecchia signora, comunque può anche indicare che si torna a, flirtare, a scherzare, a giocare con una vecchia passione, una persona con cui magari si era già condiviso qualcosa in passato e, però ecco in modo totalmente leggero, forse per quest'occasione che si vede andarsi a concretizzare. Allora, dunque, attenzione anche a non sottovalutare eventualmente appunto l'impatto di questa figura, di questo ex. Achille, che c'è? Vuoi salutare i nostri amici?
Guardate, il musetto nero è venuto qui e si infila sotto il braccio così che non mi lascia fare niente, ecco, va bene. Allora, Gabriella, no, Achille, per favore vai là, dai, dai, grazie. Buonasera, mia figlia Marta, 28 gennaio 83, entrerà in ruolo al lavoro. Allora, vediamo un po'. 28 gennaio 83, vediamo per Marta l'entrata in ruolo, vediamo cosa c'è. Mm. Allora, al momento la situazione è un po' ferma e poi ci sono forse molte candidature. Eh, non è ancora il momento. Non è ancora il momento. Allora qui, cosa si vede? Che, nel passato già una qualche notizia non vedi, apre subito con la carta del dispiacere, dunque è già avvenuto qualcosa che l'ha turbata, forse qualche proposta che non era sicura di accettare oppure, diciamo che qualche situazione che, non era sicura anche sotto un aspetto, un profilo, magari di aspettative, ecco, però c'è anche un'altra cosa, perché apre con una brutta notizia e chiude con un'altra notizia che arriva o con qualcuno che porta delle novità. Dunque se, il passato sembrava un po' così, diciamo che c'è vedi, la notizia è in cammino e lei la attende, solo che vedi, anche qui ci sono dei ritardi. Dunque, tra l'altro sta anche aspettando degli aiuti, qualcuno che probabilmente, si era fatto avanti o che, si era proposto di darle una mano, però, anche questi aiuti o tardano a venire oppure non riescono ad accelerare più di tanto le risposte che lei attende. Nel prossimo periodo poi ci sarà una persona, che anche se, tendenzialmente è una persona benevola, è comunque una persona che le darà delle false aspettative, dunque bisognerà diffidare da questa persona. In ogni caso, anche qui vedi come vedi le carte indicano che questa attesa, di un qualcosa che arriva da lontano e per la quale si nutre grande speranza, in realtà vedi ci procura del tormento. Non c'è ancora un'entrata in ruolo e sono ancora carte che parlano di una precarietà. Dunque non c'è ancora, quella attesa. Voglio ricordare comunque che la risposta delle Sibille non è una risposta che, può essere, definitiva, è una risposta che dà la tendenza del prossimo periodo. Le domande, entrano cioè le Sibille entrano in risonanza non solo con la domanda, ma anche con chi formula la domanda. Dunque è possibile che, una stesa fatta fra 1 settimana, 2 settimane, possa anche cambiare un pochino, ma se un evento deve avvenire, in poche parole potranno magari uscire carte lievemente diverse, ma il messaggio che giunge poi più o meno è lo stesso. Dunque diciamo che non è il no definitivo, ma nei prossimi mesi non si vede, si vedono dei ritardi, persone che promettono e non mantengono, attese e precarietà non c'è ancora. Nell'esito, io non so se lei attende anche, la possibilità di fare un concorso che magari, permette l'entrata in ruolo, però come vedi, il giudizio è un po' duro, è un po' come se
bisognerà ancora lottare, c'è ancora un pochettino una situazione dove, non è così scontato, non è così scontato che, passi in ruolo nei prossimi mesi. Mh. Allora vediamo un pochino, il marietto tra l'altro vi saluta, dunque, ora procedo io con ehm, l'individuazione delle domande, vediamo un pochettino di rispondere a qualcuno a cui non ho ancora o non ricordo di aver già risposto. Vediamo per esempio Lori. 24 giugno 74, risolverò presto i miei problemi finanziari. Come sarà il mio futuro lavorativo? Sempre rispondo a una domanda, ok? Una domanda ciascuno. In ogni caso ci saranno in futuro anche altre possibilità per avere la risposta e anche se io chiedo sempre di lasciare spazio ai nuovi, è anche vero che ho 3 appuntamenti settimanali, dunque poi Marietto fa dirette spesso al mattino, dunque non restate mai a piedi, questo è poco ma sicuro. E poi consulti professionali, privati. Dunque il mio numero lo trovate che scorre in sovraimpressione, 20 €, 45 minuti. Lori, 24 giugno 74, vediamo con le finanze un pochino come andrà il prossimo periodo. Okay. Ma allora, intanto, qui riguarda una questione familiare, e c'è un accento, quasi le 2 carte, si confermano e si sostengono e si rafforzano fra loro, perché la casa è l'intimità, no, il rifugio, la dimora, il posto dove ci sentiamo al sicuro, la conversazione sono le persone care con cui dialoghiamo e ci sentiamo amati, accolti, ascoltati e viceversa amiamo, ascoltiamo, accogliamo. Dunque è, qualcosa che sicuramente riguarda il nido o comunque le persone care. Andiamo però mh. Beh, allora, non sono malaccio. Mhmm, Anche se, è chiaro che c'è il desiderio di tornare come una volta, proprio in questo periodo forse è un pensiero che hai accarezzato più volte, carico di nostalgia dei vecchi tempi. Ma attenzione, perché c'è modo di darsi parecchio da fare. Tra l'altro, questo potrebbe riguardare eventuali colloqui che possono essere di lavoro, ma che possono anche essere colloqui legati a persone che hanno, come dire, le risposte per noi, le risposte ai nostri problemi, oppure, la possibilità di indirizzarci verso la soluzione. Dunque vedo che effettivamente già al presente c'è margine per muoversi e fare anche le scelte e i passi giusti. In effetti nella linea del passato si vede già comunque qualcuno che si è proposto in qualche modo, o il sostegno, non so se di una mamma, di una suocera, di qualcuno che in qualche modo, è stato sempre accanto anche nei momenti di difficoltà. Si vede comunque anche un'altra figura che, in qualche modo ha manifestato, dimostrato il proprio affetto, il proprio sostegno, la propria, possiamo anche dire, lealtà. Dunque non manca, come dire, anche ad Altaglio abbiamo visto quanto sia importante il contributo e il ruolo di tutti i membri della famiglia, dunque è come se, cioè ho visto una bella armonia familiare. Probabilmente cercate tutti di darvi una mano. Almeno questo è quello che, riesco a percepire da questa stesa. Poi chiaro Lori io non vi conosco, non so se poi stanno veramente così le cose, ma non ti vedo a terra o senza aiuto. Quello che possiamo dire però del prossimo periodo è di attenzione, mi raccomando, perché
La carta del denaro ovviamente conferma che, la stesa si sta occupando di questo argomento e che è un argomento importante, no, anche per quello che, riguarda il prossimo periodo, ma ci sono delle mutazioni o comunque delle cose che sono da valutare bene. Mi raccomando di non essere ingenua, su certe cose, perché, di non affrontare le cose con eccessiva fiducia o faciloneria, di essere molto prudente. Questo è un invito, soprattutto per quanto riguarda non solo il denaro in sé, ma anche certe situazioni che non sono nuove, ma che possono comunque aver avuto origine nel passato e che si stanno trascinando nel tempo. Dunque, nel prossimo periodo è chiaro che qualcosa, ehm, come dire, sarà oggetto di interesse e che bisognerà essere un po' attenti, ecco, poco ingenui. E comunque è possibile che un qualche cosina cominci a cambiare. Allora, può avere a che fare questo nuovo inizio con un posto o un luogo che non è vicino casa tua, dunque qualche cosa da lontano. O arriva del denaro che aspetti da tempo da lontano, oppure ci sono delle situazioni che comunque cambieranno rapidamente e genereranno dei nuovi inizi e che però erano probabilmente anni che andavano avanti. Dunque, c'è come dire da qui ci sarà un po' da lottare, un po' perché vengano riconosciuti gli aiuti, un po' perché, si faccia chiarezza, perché qualcuno non so, combatta dalla nostra parte, mettiamola così. Ci sono delle cose che comunque, andranno un po' affrontate nel prossimo periodo e che probabilmente sarà necessario fare appunto, non da soli, c'è comunque anche un'altra cosa che potrebbe indicare, la possibilità che una situazione, non so se è una situazione di salute di qualcuno, ma, una situazione chiede comunque un tempestivo intervento, proprio perché genera, vedi, grande abbattimento. Dunque, o qualche cosa che non conoscevate verrà fuori portando dunque dei momenti di prova o comunque appunto, degli aiuti che comunque metteranno un po' in difficoltà. L'esito però parla di buone opportunità, di avere fiducia, di continuare a darvi da fare perché la carta della costanza è una riuscita, ma è anche la possibilità che si sblocchi è anche una carta di dote, no, di quando si eredita. Dunque io non so che tipo di situazione vedi? Sembra quasi parlare di un'eredità o qualcosa che è bloccato da tempo, dunque finalmente il riconoscimento o qualche la vittoria, no, nell'attesa, ma attenzione perché questa riuscita non è piena, nel senso che la riuscita c'è, l'occasione di riuscire c'è, la tenacia c'è, si vince su quelle difficoltà, ma le lacrime parlano di un po' di denaro in meno rispetto a quello che ti attendi, ma lo stesso con ancora una porta aperta. Dunque magari o è segno che non prendi tutto subito, o è segno che rilanci, ma magari c'è un'ulteriore spesa improvvisa, ma ciò non toglie che la situazione migliorerà. A fatica, ma migliorerà, okay? Allora, benissimo. Rispondo all'ultima domanda. Rispondo a Marinella. Okay, allora, buonasera cara Ilde, vorrei sapere se Antonio Piermattei, 16 gennaio 53, si metterà in contatto con me. Marinella, 27 settembre del 61. Va bene, guardiamo. Oh Giugiolina, mi dispiace, però collegati un pochino prima, perché io inizio la diretta alle 21:15 e dunque, sai, faccio fatica poi a leggere i messaggi quando arrivano troppo tardi. Venite cercate di venire presto.
E poi ricordo agli utenti Facebook di autorizzare StreamYard, al commentare la diretta, alla pubblicazione dei commenti, altrimenti la vedo difficile potervi rispondere. Io vedo utente Facebook user, questo è quello che si vede. Allora, Marinella, vorrei sapere se Antonio Piermattei, allora 16 gennaio 53, allora in contatto con Marinella. Vediamo un po'. Allora, vediamo. Ma questo è stato, cos'è? Rimetterà in contatto, si metterà in contatto. Beh, devo dire che lui sembra proprio una persona valida, un gran signore. Vediamo un po'. Allora, ma diciamo che la stesa, parte con lui, comunque un uomo di una certa età, non so se è in pensione, un po' solo, un po' ancora, come si dice, o ha questo senso di solitudine, no, che lo ha reso un po' burbero, un po' poco socievole o comunque rigido, è una carta di Saturno, no, una carta un po' fredda, dunque diciamo che, c'è, un aspetto di timidezza in quest'uomo, ma può anche indicare comunque, non so, un uomo separato, un uomo divorziato, comunque di grande in età e ci sta perché comunque, abbiamo visto che il signor come che si chiama, Antonio, non è proprio di primo pelo, però va bene, un uomo, che abbiamo visto il taglio il gran signore, vediamo qua nella linea del passato, sembra comunque una persona, se non è già in pensione, comunque un uomo che, ha raggiunto alti livelli nella sua professione o comunque si è come ho detto, potrebbe essere un pochettino quelli un po' che è da tanto che son da soli, non sanno più come ci si relaziona. Comunque c'è, come dire, un interesse, un'attrazione, un piacere anche reciproco, ci sono carte di sentimento, dunque è circondato da queste carte, sebbene lui magari sia un po' freddino o un po' timidino, comunque questo qualcosa che lo muove c'è. E soprattutto era lì che, cioè si vede tutta l'intenzione di osservare questa amicizia, e vedere che piega prende. Ehm, però ecco, non lo so perché è partita bene, devo dire, però c'è una situazione che lo turba un po' ed ha a che fare con la casa e una ragazza giovane. Ora, se questo suo turbamento, se queste sue preoccupazioni o questi dispiaceri siano dati da te, o dal rapporto con te, o piuttosto c'è l'interferenza di una figlia, oppure di un'altra figura un po' più giovane, io non lo so, però si vede che, comunque c'è qualcosa, E in effetti guarda, deliranti, vedovo, mercante. È un po' nel prossimo periodo un pochino sembra tergiversare. È possibile che dirà delle cose, non so se si farà avanti in qualche modo, se ti contatterà, potrebbe anche non farlo, lasciarti molto confusa o se dovesse farlo usare delle scuse, delle cose, ma non lo vedo particolarmente, determinato. Cioè ci sono delle situazioni che purtroppo, ti porteranno a non capire bene quello che dove vuole andare a parare. E effettivamente probabilmente non lo sa neanche lui e, qui si vede che valuta, magari anche, non vuole più star solo, però magari ha anche paura di mettersi in gioco, non lo so. In ogni caso sembra che dirà qualcosa di non completamente attendibile o che
non lo so, ti stranizzerà. Di fatto poi c'è comunque, dopo una sua specie di valutazione, mettiamola così, sembra che si riprenda un dialogo, però attenzione, la matrice a volte è anche una donna che si è o una persona che si ama già dal passato, cioè qualcuno per il quale avevamo già un sentimento che non abbiamo mai dimenticato. Dunque, a meno che tu non sia, Marinella, una figura che lui o con cui avevate già insomma una conoscenza e allora aveva già un sentimento nel passato, potrebbe anche indicare che lui trova o adduce delle scuse perché in realtà vorrebbe dare spazio a un'altra figura con la quale comincerà a conversare. Dunque, è come se cogliesse finalmente quell'occasione di riprendere un vecchio amore e potresti essere tu, perché chiaramente dalla tua domanda non è che si capisce se sei tu oppure no, non si capisce se vi siete già conosciuti in passato, che tipo di relazione c'è stata fra voi o cosa avete già costruito. Mi stai solo chiedendo se ti contatta. Dunque, il taglio sembrava il ritorno del grande amore. Qui comunque c'è qualche indicazione dove già in passato, ecco, c'è qualcosa e poi qui, parla di una donna amata, no, con cui riprende la conversazione. Però ecco, faccio fatica a discriminare quelli che possono essere i soggetti, no, o le figure, perché non ho solo quella domanda lì. Allora, cosa si vede però? Che progetta anche di venire, di venirti a trovare o di incontrarti, però poi si blocca un po'. Dunque, si vedrà perché, è un po' così, un po' come se fosse un po' combattuto quest'uomo. Benissimo, allora io per questa sera ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, vi ricordo che sono di nuovo disponibile per la diretta e per le risposte gratuite venerdì alle 21:15, mi raccomando abbiamo cambiato orari, 21:15, lunedì, mercoledì e venerdì. Dunque vi attendo e vi ricordo anche che se volete, avete piacere di parlare con me, di approfondire l'argomento che vi sta a cuore oppure qualsiasi altra cosa per la quale, ritenete che io possa esservi di aiuto, con l'astrologia, con la radiestesia, con la tarologia, ecco, contate pure su di me, e contattatemi in privato per il vostro consulto professionale. Vi ringrazio e il mio numero lo vedete scorrere come vi ho detto, vi attendo dunque venerdì 21:15, sempre qui. Buonanotte e grazie.